Siamo con il mister del Castiglione. Mister, innanzitutto un commento sulla partita. Niente, è stata una partita tirata fino alla fine, col punteggio sempre in bilico. Sono andati avanti 2-0, li abbiamo recuperati, ancora avanti 4-2, li abbiamo recuperati, poi niente, sono stati più bravi loro, sono stati più grintosi e hanno chiuso la partita. Una partita combattuta in bilico, sì, fino alla fine, con tanti cambi di fronte, tanti cambi comunque nel corso della partita. E ora comunque si guarda la prossima, infatti il Castiglione dovrà affrontare probabilmente la squadra più in forma del campionato in trasferta, il CGC Viareggio. Eh sì, sarà sicuramente difficile, ma noi ce la metteremo tutta come sempre. Dobbiamo lavorare più sulla concentrazione, perché si fa troppi erroretti e ci costano sempre cari. Quindi niente, mi dispiace perché volevo regalare alla società, dopo 4 anni che non vincevamo qui a Sarzana, ma niente, sarà per il prossimo anno ormai. Grazie.